È stato il senese Paolo Lorenzi ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'ATP Challenger di Cortina, il secondo dopo quello di Filip Krajinovic, vincitore della prima edizione del torneo. Una vittoria più sofferta di quanto non dica il 6-3-7-5 finale con cui si è imposto sullo specialista del rosso Máximo González, 33 anni come Lorenzi, argentino di Tandil, città natale del più noto Juan Martín del Potro. Dopo un primo set agevole deciso da un break al secondo gioco, Lorenzi ha faticato non poco nel secondo parziale per imporsi sull'argentino. Il primo break l'azzurro lo ha strappato nel sesto gioco, ma González ha saputo rientrare fino al 5-4. Decisivo è risultato quindi il servizio perso dall'argentino all'11° game che ha spianato a Lorenzi la strada del successo. Un Lorenzi, quello visto a Cortina, capace di vincere in 2 giorni doppio e singolare e che per ammissione del suo stesso avversario è risultato imbattibile. Complimenti per questo successo in un torneo in cui hai detto non ho mai giocato così bene. Sì, è vero, ci sono state credo quarti e semifinali, ho giocato benissimo, quindi non pensavo di giocare così bene. Oggi forse ero un pochetto stanco perché anche ieri abbiamo finito il doppio tardi, ho avuto un leggero calo nel secondo set, però sono riuscito questa settimana a vincere singolo e doppio, non c'ero mai riuscito, quindi sono contento. Dicevi di questa finale, il primo set più semplice, il secondo sicuramente hai faticato un po' di più, la stanchezza si è fatto sentire anche nel tuo avversario che ieri sera insomma anche lui ha faticato non poco in semifinale. Sì, credo che il primo set è stato un po' più bello forse, nel secondo set alla fine ci sono stati tanti errori, credo anche perché la settimana per tutte e due è stata durissima, quindi forse il livello è un po' sceso verso la fine. Con la vittoria di Cortina, Lorenzi ha raggiunto il suo 13° Challenger in carriera, ha incassato 80 punti buoni per il ranking ATP e si è portato a casa un assegno da 6.150 euro accanto ai numerosi trofei donati da sponsor e organizzazione. Il tutto in una regione, il Veneto, diventato una seconda casa per il toscano Lorenzi. In Veneto a te questa regione porta bene, ci hai vinto pure uno scudetto. Sì, io sono stato 12 anni a Bassano e sì, diciamo che vengo il più possibile perché mi porta fortuna. Quindi potremo rivederti l'anno prossimo qui a Cortina? Qua sicuramente, anzi ora devo parlare col direttore se mi fa venire a sciare magari durante l'inverno. Siamo con il direttore del torneo di Cortina, questo ATP da $50.000. Intanto che edizione è stata questa 2015 che è la seconda per voi? È stata un'edizione straordinaria, siamo stati aiutati da un tabellone di assoluto livello, giocatori con ranking mondiale davvero alto, giocatori con un pedigree davvero importante. Il tempo ci ha aiutato, è stata una splendida settimana di sole. Abbiamo anche sviluppato tutta una serie di eventi davvero belli, alcuni straordinari, basti pensare alla sfida Cima Tofana ai 3.244 metri, e quindi una settimana di grande tennis che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Un'emozione unica, uno spettacolo incredibile, quello visto sui 3.244 metri di Cima Tofana, sul campo da tennis più alto d'Europa, che ha visto Lorenzi sfidare Filippo Volandri e Matteo Viola. E di emozioni a Cortina se ne sono vissute moltissime nella settimana del Challenger, una settimana segnata anche da un evento tragico per la perla delle Dolomiti, una terribile frana che pochi giorni prima del torneo ha provocato 3 vittime nella vicina San Vito di Cadore, ricordate anche prima della finalissima Lorenzi González con un minuto di silenzio. Ma nonostante questo tragico evento, il torneo ATP di Cortina ha vissuto una settimana di quelle da ricordare negli annali. Siamo con Paola Bergamo, presidente del Country Club Cortina. Lo scenario qui è meraviglioso, come è meraviglioso questo torneo 2015. Quest'anno siamo stati davvero fortunati, le condizioni meteorologiche ci hanno agevolato e quindi abbiamo potuto esprimere un torneo degno del panorama che ci circonda.
Parliamo proprio del Country Club, al di là di questo torneo ATP, un lavoro che dura ovviamente tutto l'anno. È un lavoro che dura tutto l'anno grazie alla supervisione del nostro direttore generale Andrea Mantegazza, che con tanta professionalità e passione è riuscito a dare un impulso a questo circolo, che quest'anno ha iscritto ben 13 squadre ai campionati e che ce la sta mettendo tutta per esprimere un tennis di livello. Quello che vuole fare ovviamente questo Country Club è continuare a crescere anche nel futuro, ovviamente portare anche sempre più giovani a questa disciplina. Certo, portare tanti giovani, noi abbiamo proprio come mission aprire ai giovani e naturalmente cercare di creare degli eventi e delle manifestazioni che non solo spingano il movimento del tennis, ma nello stesso tempo diano la possibilità di godere di quel panorama che è Cortina, che è unico, patrimonio mondiale dell'UNESCO e che ospita quindi un torneo mondiale che rende orgogliosi tutti. Patrimonio dell'umanità a Cortina, una location, quella del Challenger e del Country Club, assolutamente unica, come sa benissimo l'assessore allo sport del comune ampezzano. Siamo con l'assessore allo sport di Cortina, Marco Ghedina. Un'occasione, questo torneo ATP, per ancora una volta far vedere tutto quello che Cortina può offrire agli amanti dello sport. Prima scherzavo col presidente Paola Bergamo, ho detto l'anno scorso abbiamo detto buona la prima, quest'anno mi permetto di dire molto meglio la seconda. L'anno scorso non siamo stati aiutati dalle condizioni meteo, quest'anno abbiamo avuto una settimana eccezionale, credo che chi è venuto a vedere le partite si sia e non possa che essersi solo che divertito, quindi veramente una grande occasione per rilanciare lo sport a Cortina anche durante la stagione estiva, perché Cortina è più conosciuta per gli sport invernali, ma noi vogliamo fare un programma sportivo a tutto tondo in tutto l'arco dell'anno. Abbiamo tantissime belle manifestazioni e questa ben si inserisce nel panorama delle manifestazioni che svolgiamo appunto nel corso della stagione sia estiva che invernale. Lo sport per una realtà come Cortina diventa infatti veicolo di promozione turistica, ecco perché il Country Club ha voluto portare direttamente sui campi in terra battuta anche le tradizioni, i costumi e persino i suoni della sua terra. Molti pensano a Cortina magari proprio per la stagione invernale, per gli sci. Voi volete dimostrare che Cortina si vive tutto l'anno. Ma veramente Cortina è famosa anche per tutta l'attività che si può svolgere durante la stagione estiva, dalle splendide ferrate, dalle splendide passeggiate, ce n'è per tutte le persone appassionate di montagna, ma naturalmente anche di sport, quale appunto è il tennis, che naturalmente trova la sua massima espressione durante il periodo estivo. E ovviamente, visto che sono tanti visitatori che arrivano a Cortina, sono sempre benvenuti proprio qui al Country Club. Certo, il Country Club ha le porte proprio aperte a tutti, quindi anche ai villeggianti che vengono a giocare a tennis e che si trovano a spendere le loro vacanze nella comunità d'Ampezzo, ovviamente se vogliono giocare benvengano al Country Club. Ovviamente i benvenuti al Country Club non sono solo i villeggianti o i tennisti della domenica. Quelli più attesi sono i protagonisti della sfida ATP, perché visto il successo delle prime 2 edizioni del Challenger, al Country Club Cortina si lavora già in vista del 2016. 2016 già in cantiere, abbiamo già confermato la data agli uffici ATP di Monte Carlo. L'evento tennistico di Cortina è un evento che Cortina vuole mantenere costante negli anni. Con l'amministrazione comunale c'è assoluta comunione di intenti e quindi un sicuro arrivederci al 2016. Io so cosa sono
i sacrifici che chi si occupa di organizzazione di manifestazioni importanti deve andare incontro, quindi l'amministrazione comunale è senz'altro vicina a chi si adopera per queste cose, perché fanno il bene del paese, portando sul territorio, oltre che un evento sportivo che ha una valenza mediatica, anche i turisti che per questa occasione vengono a vedere, a visitare Cortina, oltre che a vedere un grandissimo spettacolo di sport. Panorami, mozzafiato e grande tennis, insomma gli ingredienti del Challenger Ampezzano, che ha visto gli spalti del country sempre pieni, e tra quanti quest'anno non hanno certo voluto mancare all'appuntamento con il grande tennis di Cortina c'è anche il vicepresidente federale Gianni Milan. Vicepresidente, da Veneto la soddisfazione di avere un torneo come questo in una città così bella come Cortina. Sì, è una soddisfazione particolare, questo è il quarto torneo Challenger che si disputa in Veneto, questo sta a dimostrare quanta passione, quanta grinta e determinazione hanno i nostri dirigenti, e la cornice del pubblico qua a Cortina è spettacolare, tra l'altro c'è anche un giocatore italiano in finale, quindi meglio di così non si può avere. Fonti ben informate mi dicono che lei è un aficionados di questo country club. Beh, sono residente qua a Cortina, quindi lavoro a Vicenza, ma sono residente, quindi è chiaro, poi non è che è un posto bellissimo, ha grande storia, grande tradizione, quindi mi trovo molto bene.